siamo, eccoci, oro. Oh, come scominciamo a fare per Furlan? Sul serio? Sul serio, Ben sul serio. fatte, ben fatte. Oh, allora, voi par un Furlan in barce, o vin il grande, l'unico DJ Tubet. Mandi a tutti i friulani, triestini, bisiacchi, cittadini del mondo presenti a questa grandissima regata. Oh, Mauro, perché lui si chiama, ha un nome civile che si chiama Mauro Tubetti, giusto? Giusto. Benon. Giusto. Allora, Mauro, come tu has di contami un po' se mod che ti è venuto in mente di rappare par Furlan, perché lui è un degli unici rapper veramente che rap esclusivamente par Furlan e è un portento. Beh, c'è che stavo per suonare a campanelle di scuole di ricreazione e mi hanno domandato qualche compagno, ma quanto manca per la fine della lezione? E a me è scappata qualche rima in improvvisazione in modo naturale così nel mezzo del colloquiare e mi hanno detto, ma saresti portato per repare tu fratello? E io gli ho creduto e da lì, da quando quindi ho 15-16 anni, dalla seconda superiore avanti, mai molà, come diciamo noi. Bravo. Ma dimmi una roba, ma i Zovins, se mot capino il fatto che tu rappi spunt per Furlan? Ben, lo chiappino un evore ben. Quelli che capiscono la lingua sono estasiati, curiosi e si sentono valorizzati e i chiame sono une fotte. Invece quelli che non la capiscono quando esco fuori regione sono contenti perché suona alla pari dell'americano o del giamaicano perché gli accenti cadono nella stessa posizione e quindi anche se non capiscono ne disin figade al suono ben. No, ma le robe biele che lei di Disi che Mauro oltre a rappare, lui al parte proprio il Furlan in zero, anche Pasquelis, no? Sì, o sono un pionier, no? Un pioneer come la marca degli autoradios. Sono un pioniere di quello che in America viene chiamata hip hop pedagogy, venga stai la pedagogia hip hop, dunque portare il rap alle scuole. Sono on dai prince in Italia, parlo di il pren, perché no furlans, o sempre che timidezze dall'osti, no? Anche umiltà. Sì. E noi abbiamo fatto una piccola intervista che come le ampliarin, tutto quanto, perché lei è un discorso veramente che merita di sé di ampliato. Ho fatto anche una bella ripresa su animis che è le tocciase, le topatrie, Sì, no? Sì. A lei ho singolato su Aramandul, voi avete fatto di che robe bielone. Tu non hai fatto via di pues da tua infanzia. Cioè, chi sarà un spettacolo. Sì, sono nevore leata al mio paesotto, al mio piccolo paese di frontiera, anche il mio a confine con la parlata slovena, in questo caso il Ponassen, e quindi Nimis e Trieste hanno qualcosa in comune. Il mio piccolo paesino rurale, sono fiero del mio paese e appunto anche il mio nome richiama il paese perché DJ per rispetto dei pionieri giamaicani che sono stati quelli che hanno un po' dato là al rap e Tubet perché è il mio soprannome che deriva dal mio cognome Tubetti, quindi il soprannome della mia famiglia, del mio piccolo paese, quindi le due cose a cui ci tengo molto, l'origine del rap e la mia origine. Però Vindi disi che lui è un rapper atipico. Allora, sì, il nostro Fulvio scuote un po' la testa, no? Ma adesso te lo spiego perché. Allora, a parte che il fatto che è un rapper friulano, che rappa in friulano, ma non beve, non si droga, non va a donne, non ha tatuaggi, non il porcone, vegetariano, Pagalità. Sì, con la partita IVA come tutti, quindi... Cioè, se vai in America, non tu hai di dire che tu sei un rapper, Sai che non tu fai, cioè... Non ho niente del cliché del non rap. tu hai curtis, non tu hai Nessun'arma. Io no, beh, è genuino, è naturale, e chi sta le bielo? Sì, anche perché il messaggio originale del rap era quello di usare questi strumenti per uscire dalla violenza, raccontando anche il quotidiano, ma soprattutto facendo festa
e quindi non è il caso di portare violenza finta come fa qualcuno per scioccare i tredicenni di paese. Si Bravo. può raccontare le nostre storie che sono gloriose, perché ricordatevi che la maggior percentuale dell'Italia non è la città ma è la provincia, tranne rari casi, quindi ho solita lì ostve. Come però di domandati una roba. Sì. Allora, Ossin si viota che io te biel Marco vin tanti barci vin ca. Beh, penso il freestyle. Sì, Tema barcolana, sai che ti sul vengono tema da ciao. barcolana. Vai. Siamo immersi nel panorama della barcolana, basta ammirare il mare, si può entrare nel nirvana, non è una cosa strana qua. Siamo in ottobre ma sembra una domenica ferragostiana, senti che bella aria che tira, ma per ora non ci sventaglia la bora, quindi qualora qualcuno abbia il piacere di immergersi in quest'acqua senza detergersi, potrebbe perdersi in questo stadio a vela naturale, perché noi siamo in una posizione privilegiata, difatti siamo un po' in sopraelevata come la gente che è sparsa nel carso, ma in tarso qualche rimanchete melenghe, perché la gente è più contenta, so dopri il mio idioma, tu so si mucca il funzione, che anche furzona, ma io mi diverto un evore, ueve in vuto anche la nostre bandiere, che è l'alfiere de furlanitat, mai smenteasse dal patriarcat, dal tempo passato che è sempre presente, dal nostro popolo che è resistente, e quindi se qualcuno non si azzarda, l'aquila patriarcale insieme alla vostra alabarda, perché siamo due popoli, due etnie, diverse filosofie, ma uniti sotto la questione di questa regione FVG, ma io sono contento di sei culì. grande. E comunque, se sbagliavo in freestyle, caro Cogoi, siamo cagati. giusto. Però come ho anche di contare il fatto che non ho un bel programma in programma. Un bel programma in programma. Che si chiama Furlan Spalmont. Sì. E come ho una bella avventura di intraprendere insieme al Sarance Simone Piva che l'ho vinto ieri. Sì. Anche lui è contento di queste nuove avventure. Ho la ring in zir un po' perdut, ho la ring in zir a partire il Furlan e a scuviarsi del Furlan, Sì. a ciacarà da int, a ciacarà da tradizioni, a ciacarà da musiche, perché ho vinto tira fuori il biel da musiche furlane che tante in non le conosco. È vero, è una questione, un'evore misteriosa, ma dopo il Friul è misteriosa, anche questa bandiera è misteriosa e antica, ma la nostra musica antica, che sono le villotte, un po' comuni per certi versi nel settentrione nord-est italico, e questa musica è proprio particolare, specie la parte friulana, perché ha degli accenti che in epoca antica ricordano gli accenti ellenici, gli accenti sanscriti, quindi il massimo della poesia e della musicalità. Dunque, Furlans indagait sulle vostre tradizioni, sulla sonorità dei vecchi stians, che sedin che i patriarchins di messe o che coven no parbalà, perché è inefficace della nostre musiche, e spesso smenteade come i bai coven che hanno un evore di snight e Martin di sei tornasse a tirare fuori. Ma non ho vinto in regione tantissimi gruppi, no? Che Sì. però lei non li conosco per lui. È vero, ho una schiera di gruppi che chiamano per Furlan, ma anche per Sloven e per Tedesco e anche per Triestin. Appunto in Trestino mi viene da così in mente i Sardoni Barcolani Vivi, ad esempio, ma anche il mitico Ricky Malva e tanti altri, anche illustri rappresentanti del panorama jazz e anche del mondo della Rai, che tutti conoscono. Comunque il Friuli è magico per la musica. Ti cito così a titolo di ricordo, il primo disco metal è un disco friulano dei Berserks, anche il movimento punk è nato in Friuli, e quindi questi due generi hanno dato il là alla scena italiana, ma anche nel rap ci difendiamo molto bene, e appunto ci sono tutti i panorami delle musiche antiche, friulane, resiane, slovene,
le musiche insomma anche di questi territori carsici, e quindi tutti questi panorami hanno un qualcosa di unico che merita di essere sostenuto, approfondito e raccontato. Ma come ti faccio una domanda Sì. più tecniche, no? Tu doperi tu il tuo furlan Sì. dal tuo rap o il furlan che viene insegnato, il classico proprio, che il di San Daniele, che il di Sedi, no? Che il standard. No, io adopero il furlan il me, che è il furlan di Nemis, difatti tu senti che la I è quasi un e il finale è un tec più stretta, è il furlan de Svals dal Tor. E dopo ho snacchi dentro qualche parole che non si dopre tanto, di maniera che crei curiosità alla mularie anche come ricerche. Ad esempio si può chiamare parole che non si doprin, tipo mi venta il chiaf bisibove, che sarebbe tornado partalian, di maniera che se di un approfondimento non dome ritmico ma anche lessicale, perché il furlan si sta perdendo e diventa sempre poi un furlan italianot e tanti parole ormai e sono dal cimetiere qui nostri nonos. Sì, perché io ho intervistato settimane passate il professor Mitri, che è un dai grandi esponenti proprio da filologiche furlane, e lui proprio ti diceva che come che io le pensi, disin, che ho vinto di partire in davanti il furlan dai nostri paesi, che non hanno insegnato i nostri genitori, i nostri nonnos. E infatti lui diceva proprio, no, che il ver furlan è che il dicase, non è che l'accademic, che l'accademic la singolo studioso, ma il furlan intanto la di sedi tramandata alle nuove gioventù. È un peccato perché si vede che i giovani hanno perduto tantissimo. Tu vai in giro per regione, tu saprai se qualche giovane ti risponde per italiano. Vero. Questo è normale perché secondo me il furlan è presente in qualche media un tecusea, come di, come un, non in maniera vivarosa come Calvares di Sei, è presente a livello ufficiale, istituzionale, alle tutelate, alle scuole, ma secondo me ha bisogno di sé pluita ai media, pluita ai spettacoli, di maniera che dopo che lo doprin e sedi un po' più mitus paradalt, di modo che la melaria può dire ma che lei sta spaccando con la lingua furlane, pete che fa anch'io agli artistici, oppure pete con le dopri di pui, visto che funziona. Fin quando la lingua furlane è di rappresentanza, ma di fatti è platade, o si vuol platare il fatto che i giovani non le doprin tanto, nonostante tutti i provvedimenti, allora si fa male al furlan. Bisogna sei sclez e di lì partire senza marom, ma con sniper di ok, questo è il punto di partenza, benissimo, facendo poi, che non è male, No, fa bene. assolutamente. Una roba che tu mi hai detto, quando si sono conosciuti, tu mi hai detto, ma io quando voi in un ristorante X, lì in un ristorante cinese, tu senti musica cinese sotto in sottofondo, però se voi non starie o senti il classico, che di Sanremo c'è mo che ziring, no? Per te non senti io le musiche furlane. O quindi patare fur queste musiche, o quindi fare ascoltata o starista, trattoris furlani, spardut. Vero. Allora proprio del periodo di Sanremo, che ieri ha mangiato un ristorante tipico che è proprio del COP, Osteria Friulana, e sentivi che il fantasco, l'autotune di Sanremo, dicevi non mi quadra, ecco c'è che non va. Te sparezzo vedevi i pignatis di Ramlis, nostri robis di una volta, però noi era nostre lingue. Mentre io che ho la femmine colombiane, mi piace di là, dal ristorante Ethnix, mi piace di sentire la loro musica, di sentire chiacchierate le loro lingue, di sapere sì, manco un saluto per sorprendere, no? Ecco, sarebbe bello se anche il Friul non vespore in quest, in ogni zona con la sua lingua e con le sue musiche, se è possibile, perché ho vengo un evore di musiche, ho fatto anche un evore di playlist, quindi è possibile vedere anche 24 ore, giusto con 2 o 3 canzoni per il test, dunque si può fare. Questa la traduco anche in italiano, mi piacerebbe che nei ristoranti etnici tipici, anche nostri, non soltanto quelli degli stranieri, ad esempio il ristorante tipico friulano, ci fosse un sottofondo di musica friulana, un ristorante tipicamente triestino lo stesso, e anche delle altre lingue che si parlano, delle altre comunità friulane, insomma.
Assolutamente, assolutamente sì, perché hai una lingua che va preservata e una lingua che va tramandata. Quindi ho vinto di partire fuori il più possibile. Tu dici bene, purtroppo siamo un popolo minorizzato e quindi c'è rimasta una bandiera antica, una lingua che abbiamo riuscito a preservare, ma abbiamo un po' di paura, abbiamo una cesura nel corpo, un po' di titubanza sul ballo, da cui la musica e quindi la nostra identità è un po' separata. Quando si fa festa raramente si canta in friulano, ai matrimoni raramente c'è un cantante friulano, quindi i vestiti tipici raramente si indossano se non nelle occasioni folk, mentre le altre etnie, ad esempio gli africani, vanno a messa tranquillamente nei loro vestiti tradizionali, con la loro lingua, con i loro canti. Dobbiamo imparare dagli altri popoli che non sono minorizzati come noi ad avere più coraggio. Come che diceva un autonomista un'evore preseat, non siete vepore di coraggio. Esatto. Anche perché queste bandiere e ven partate in giro per il mondo, Sì. cioè non vengono fogolarsi in giro per ogni parte del mondo e quando tu io di sventolare queste bandiere taitez fuori da Casis, tu hai il cuore che si scalde e tu Sì. dici lì è un altro furlan. È un altro furlan. Infatti io le metto sempre su de console, alle tanti wines, non metto mai un roll up o un standard col menon, perché la mia comunità è più importante dal menon, ven prima. E quando le picchi, ci sa in Trentino o in altri sbandi da cui sono recentemente, mi dicono ma che aquila è? Sacro Romano Impero? È quella dell'Albania ma manca una testa? No, è l'aquila del patriarcato che aveva un territorio che andava da Como fino in Slovenia e fino in Austria, la giurisdizione in epoca medievale e rinascimentale, quindi tutto il nord Italia era rappresentato da questa antica teocrazia molto illuminata, molto saggia, con un primo Parlamento, con una Costituzione propria e mille altre novità molto più democratiche di tutte le monarchie del tempo. Quindi vive la Furlania, vive le nostre bandiere. Bravissimi. E come vendi da una notizia scioccante proprio in essi mestri stings. Il Furlan si cercava a Trieste 200 anni fa. Sti. Attenzione che non sbutti in gnocca. Non sbutti io dal molo. Però io controbilancio per portarli un po' a Udine. In tutte le grandi città si parlava un dialetto tendente al Veneto perché l'aristocrazia voleva essere più vicina alla dominanza veneziana successa dopo il 1420 con la fine e la soppressione del patriarcato ma non del Parlamento, insomma, e quindi non solo a Udine si parlava questo udinese, questo italiano venetizzato, ma anche nelle altre città. Dunque sì, il friulano era presente dappertutto, ma anche questi dialetti veneti erano presenti e stanno morendo quelli Come della infatti città. di dire che tu sei un bravissimo DJ, un bravissimo musicista, ma tu sei anche un grandissimo sviolinatore. Ho fatto 6 anni di università, Sì, quindi siamo in terra straniera, ovviamente di tutte l'asse. Buono. Siamo arrivati come purtroppo alle fine. Noi intanto quindi di là in davanti col programma Furlan Spalmont che comincerà il 15, le prime puntate sarà il 15 Ben di suonate. ottobre, dopodomani, potete seguirci su Facebook, su Instagram, per televisione, per ogni canton praticamente. su YouTube anche. Su YouTube, pardut. Tu non chatterai in zero per il Friul, se non chattai saludai-nos, fermai-nos a manco, no, fai-nos un frico. Esatto, che pretendi in frico a RDE, pretendi in frico, Sì, smetteas. quindi tu approfittando dai media come guatris che non stai installando per casa, no? Se facessi il frico, mandai purca, via Tarabocchia 2, RDE. Non disindi no, troppo curis, Buono, mandi a Duzza allora, si vede alle prossime. Maman. Maman.